Sui canoni avrei qualcosa da dire. C'è stato un aumento del 300% dei canoni con la passata gestione governativa, ma non sono a contestare questo. Se ci fosse questo aumento, che ancora non è reso operativo, manderemo in fallimento molte aziende del Veneto. E spiego perché. Perché noi siamo la prima realtà turistica, ad esempio, per il turismo open air, per i campeggi. Noi siamo la prima realtà in Europa per i campeggi. E io ricordo le discussioni sui canoni. Il demanio nazionale, cioè l'ufficio l'erario, insomma chi dovrà incassare poi, non ci può venire a dire in una riunione che dobbiamo pagare l'aumento del 300% e quando il vicepresidente della regione Veneto, cioè il sottoscritto, dice bene, noi lo paghiamo quando ci mostrate i conti delle altre regioni e scopriamo che il demanio delle spiagge e delle aree pubbliche nelle regioni del sud non esiste, cioè noi abbiamo un censimento perfetto di quello che è del pubblico gestito dal privato, al sud non c'è, allora se dobbiamo pagare prima pagano gli altri, si mettono in regola. Quindi ad esempio questo è un esempio, penso alla scuola potrebbe avere una dose di autonomia che si potrebbe accrescere ancora di più rispetto a quella che già abbiamo. E ci sono altri profili che è quello della polizia locale piuttosto che c'è un federalismo, ad esempio, rispetto alle opere pubbliche. Noi ancora oggi per fare un'opera pubblica abbiamo una catena decisionale che si perde nella notte dei tempi, cioè abbiamo una filiera decisionale che è impressionante. Se voi aveste modo di vedere un faldone che rappresenta la storia di un'opera pubblica, lì ci mette a naso il mondo intero. In Cina gli amministratori cinesi sono rimasti sbigottiti del fatto che in Italia lo Stato progetta un'opera pubblica e ci sia un ufficio dello Stato, che so, la sovrintendenza, che blocca l'opera pubblica. Loro che hanno una visione molto più semplice e più sbrigativa delle cose dicono impossibile. Però è altrettanto vero che questo è significativo del fatto che regionalizzando il problema raggiungeremo un ulteriore obiettivo della vecchia legge obiettivo, cioè che si chiude